volevo parlare di impotenza. Impotenza, cosa sia? Io la mia opinione. Impotenza per me non è quella che si riferisce all'ambito sessuale, cioè certo è anche quella, ma è per me una forma di sensibilità e di rispetto, quella che per esempio tanti turisti noi ha quando che mi stai a visitare Venezia e pensa di essere solo in una parco, una piscina qualsiasi, senza offese per altre categorie, ma l'impotenza per me è anche quella che si ha quando che si legge un libro che racconta la storia gloriosa che la Repubblica di Venezia in questo caso aveva e informazioni infinite che il cervello che se Dio riceve tutte queste informazioni si sente come mattonio e appunto impotente riguardo tutte queste informazioni. Impotenza che si ha quando che si spasse da parecare e se resta in mattonì di tutto sto splendore che affarima con amore. La stessa impotenza che si può avere guardando in gli occhi un'altra persona del sesso differente da donna o un uomo. L'impotenza dunque è aggravaia da essere una caratteristica fondamentale per chi che ama una città come Venezia, ma stessamente si può trasferirla anche per altre città. E sarebbe la forma di sensibilità e di rispetto che ogni visitatore di Venezia come di che altre città è aggravaia da avere. Un fiacco fa sensibilità e rispetto che rivolge una donna o una persona che si rivolge bene. Traduzione in italiano. L'impotenza per me non è mica quella che si riferisce all'ambito sessuale, certamente anche quella, ma è per me una forma di sensibilità e di rispetto, che per esempio tanti turisti non hanno quando in estate vanno a visitare Venezia e pensano di essere a un luna park o una piscina qualsiasi, senza offese per queste categorie. Ma l'importanza per me è anche quella che si ha quando si sta leggendo un libro che racconta della storia gloriosa che la Repubblica di Venezia in questo caso aveva e le informazioni infinite che il cervello che sta ricevendo tutte queste informazioni si sente come stordito e appunto impotente riguardo tutte queste informazioni. L'impotenza che si ha quando si passeggia per le calli e si resta storditi da tutto questo splendore che fa rima con amore. La stessa impotenza che si può avere guardando negli occhi un'altra persona di sesso differente, una donna o un uomo. L'impotenza dunque dovrebbe essere una caratteristica fondamentale per chi ama una città come Venezia, ma allo stesso modo si può trasferirla anche per altre città. E sarebbe la forma di sensibilità e di rispetto che ogni visitatore di Venezia, come di altre città, dovrebbe avere, un po' come la sensibilità e il rispetto che occorre con una donna o una persona a cui si vuol bene. Ecco, questa è la mia opinione. Se vi piace, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e se vediamo un altro video. Se volete commentare e scrivendo cosa che pensate di quello che vi ho detto, se siete d'accordo con quello che ho detto, insomma potete farlo al prossimo video.